Intanto, quando ha governato, caro collega e interlocutore, quando ha governato il centro-sinistra non c'è stato affatto il paese colabrodo. I respingimenti sono stati fatti sulla base di accordi e lo dicono i dati. Guarda, quest'anno rispetto al 2000, l'anno scorso rispetto all'anno precedente, abbiamo avuto un raddoppio degli sbarchi clandestini. E quindi evidentemente anche questo governo non sta facendo. La prassi delle sanatorie. Naturalmente perché c'era un governo, quello del centrodestra, che aspettava e che chiedeva il raddoppio. Avete tanto parlato, ma non è stata fatta dal centro-sinistra. Non avete fatto quello che bisogna fare. Non avete fatto quello che bisogna fare, gli accordi con i paesi, la pazienza di costruire le condizioni. Ma lei non ha visto gli ultimi telegiornali da un po' di tempo, vedo che è proprio questo il dato che fa la differenza. Signori, i respingimenti si stanno facendo nel mese di maggio, ad un anno di distanza finalmente. Fino adesso avete fatto un respingimento perché siamo in campagna allora elettorale. intanto sono stati fatti tutti di seguito. In violazione del rispetto dei diritti umani. Ma perché dici queste stupidaggini? Lo sai benissimo che non è una stupidaggine. Lo dice la Chiesa, lo dice l'ONU, lo dice il Consiglio d'Europa, lo dicono diverse forze politiche. Scusami, allora tu fai riferimento ai rifugiati politici. Magari in quei barconi da 250 persone ci sono 3 rifugiati politici. Lo posso anche ammettere, normalmente non è così. Aspetta, ma se sono rifugiati politici, perché non vanno alle Nazioni Unite, nella sede che c'è in Libia, va bene, per dire sono un rifugiato politico? Scusami, per 3 anni la Libia è stato il responsabile delle Nazioni Unite per i rifugiati politici. Quindi perché devono venire in Italia per dichiararsi rifugiati politici? Intanto forse l'avete già visto, è arrivato che l'onorevole Filippo Scerto per il Popolo di Libertà, è arrivato che la trasmissione Bella Caldino, sentiamo Marotta e poi sentiamo Scerto. Prego Marotta. Io continuo a confermare che questo è uno spot, uno spottone che ha fatto ancora la Lega in particolare, aiutata logicamente dal PDL, perché io mi immagino questa scena qua, siccome c'è il pugno duro e soprattutto bisogna fare vedere che si dà sicurezza ai cittadini, approva il reato di immigrazione clandestina e si punisce come? Con la sanzione amministrativa. Cioè io mi immagino la cassa appena sulle spiagge e si prende la sanzione amministrativa da chi è immigrato clandestino. Scusatemi, ma questa è che ragionamenti state facendo? Sono spot, sono proprio spot. Abbiate pazienza, volete fare cassa perfino sull'immigrazione clandestina. No, quella la fa la Caritas e quella la fa altro. Non sappiamo fare altro cosa state facendo tutto voi. Vi state mettendo contro perfino la Chiesa cattolica, ve la state mettendo contro. La Chiesa non ha preso una posizione. E a noi sinceramente per favore, certo, parla. La ringrazio per avermi congiurato